Lo sport significa inclusione, lo sport significa benessere, lo sport significa stare insieme. Quindi per me oggi è un grande onore aver qui con noi i ragazzi del Calcio Padova 5 for Special, proprio perché significa ritornare in un contesto di normalità della vita di tutti i giorni che abbiamo visto dopo la pandemia, ma normalità anche rispetto alle persone. Ognuno di noi può passare dei momenti di difficoltà, oggi loro sono degli atleti che si presentano in campo e fanno il loro gioco e tentano di far vincere il Padova Calcio. E credo che questo sia un aspetto importante, quindi è veramente un piacere averli qui ospitati in Senato e con loro oggi presenteremo questo progetto fondamentale, importante di inclusione, quindi ancora una volta lo sport come fattore di benessere per ogni persona. Oggi è una giornata speciale per noi perché presentiamo la squadra special del Calcio Padova. Da qualche anno è partito questo torneo paralimpico che riguarda le persone con disabilità che hanno la possibilità in qualche modo di vestire la maglia della propria squadra, prima di tutto, e abbattere quindi quelle barriere dell'inclusione, perché il calcio, sappiamo tutti, è lo sport più amato in Italia e quindi in qualche modo avviciniamo le persone alla disabilità, a far conoscere la disabilità in campo nello sport più amato degli italiani.